Su Coraggio. Auguri a tutti, a chi? I lavoratori vai. come noi che siamo qui a zappare la terra. Ti ricordi? I lavoratori? Sì, esatto. Lo diceva film Alberto Sordi. I vitelloni era. Nei vitelloni. Invece noi salutiamo veramente tutti i lavoratori, quelli veri, però i lavoratori veri non siamo noi i lavoratori veri. I lavoratori veri sono, scusa se mi impiglio, ma figurati. sai perché? Sì? Ho dimenticato di buttare la cicca. Io l'ho attaccata sotto. Io la metto sempre qua al microfono perché è sempre pronta a essere rimangiata. Certo. Puoi ridere anche davvero, ti puoi lasciare andare, Ti puoi lasciare andare, forse non c'è il microfono ovviamente spento. E si sente lo stesso. E si sente lo stesso, perché quando dicevo i lavoratori veri sono quelli che si svegliano la mattina alle 4, vanno a fare il pane. Chi? In miniera? Chi va a fare il pane e si sveglia alle 4. Quelli che guidano i pullman, i benzinai, si svegliano presto. Che ne so, quelli che I lavorano. topi d'appartamento, tutte le persone che insomma. Esatto, quelli che lavorano sulle Callimoni e Lamiti. Sai che sono le Lamiti tu? No, che so. I vasuli? Non lo sai che sono? I Pesolone? No, non professo. I San Pietrini? I San Pietrini. Quelli grossi, però, quelli grossi, quelli là. Certo, oppure chi lavora nelle autostrade, che io quando li vedo, quelli che hanno il giubbotto fosforescente d'estate, quelli che asfaltano le strade. Sai quali sono anche? D'estate. Quelli che potano le siepi in mezzo all'autostrada. Sì. Che come fanno ad andare a mangiare? Madonna, incredibili. Quelli lavoratori, non noi che veniamo qui, diciamo, trovata la radio, così. E poi anche a quelli che scalano le banche, quelli sono lavoratori. La mattina, sai, si svegliano la mattina, non sanno come fare. È vero. Esatto, quelli sono. Oppure gli autori, quelli classici, televisivi o radiofonici. Quelli che hanno fatto Sanremo. Sì, soprattutto quelli che hanno fatto Sanremo. Come Cassini. Cassini, che quelli sì che lavorano. È caduto un dente o la cicca? È la cicca. Sentite questa risata amica? Il 1° maggio puoi invitare chiunque e tutti ti dicono no, ho un impegno, non ci sono. Quindi quando li abbiamo visti tutti gli ospiti e non ci rimane nessuno, a chi ci rivolgiamo? A Gianluca Guidi, uno di famiglia, dai, ormai è un parente, è un cugino. Avrei portato anche del denaro contante per ringraziarvi. Ti sento malissimo. Sì, adesso sì. Avevo portato anche del denaro contante. No, avete. Perché tu sei uno dei nostri ospiti preferiti. Sì, io sono molto felice. Perché nel momento del bisogno tu arrivi. Sì. Non avevi nessuno con cui passare questo 1° maggio? Niente, ero ridotto sotto a un ponte e ho detto vabbè andiamo. Va. Che devi fare? Ma lavori stasera? No, non faccio niente oggi. Proprio sei venuto apposta qui? Sono rimasto a Roma apposta per stare qui con voi. Ci sarebbe la puntata di Natale, quella di Pasqua e dell'ultimo dell'anno. No, il Ferragosto vorrei fare io, se fosse possibile, perché notoriamente a Ferragosto lo facciamo qui in via Asiago, perché in via Asiago agosto si sta benissimo. Sai. Questa stanza è veramente fresca. Poi abbiamo anche Gabriella Germani oggi. Gabri. Cronache su tutti i giornali, Gabriella Germani. T'hanno tolto dall'onda. Che ha imitato la Bellucci in TV, ma purtroppo non andava bene. Non andava bene. No, infatti è scritto anche oggi su Repubblica. Hai fatto calare l'audience, quindi noi non te la faremo fare più. Mai, Ma assolutamente. è giusto, Così, quando uno non ha chiavi. Posso dire una curiosità? C'era giunta voce che questa imitazione non si facesse più perché pare che la Bellucci si fosse arrabbiata. No, ma va. Allora devo essere sincero, ho parlato con la Bellucci. Vedi? La mia curiosità. Allora mi ha chiamato la manager che mi ha passato la Bellucci e ha detto Monica senti un po'. E Monica quando mi ha detto così pronto fiore, dillo vai. Pronto fiore. Ecco, già lì l'antenna del telefonino si è alzata da sola. Esattamente. Mi ha detto così, quindi ha parlato con Monica, la quale mi ha detto che lei è all'estero, è tipo a Toronto, come dice. Sono a Toronto. Esatto, era a Toronto che sta girando un film così, non sapeva nulla non sapeva niente, quindi non è vero che mi sono arrabbiata, anzi sono felicissimo se qualcuno mi imita. Certo. Quindi amici di Italia 1, Italia 1 e Colorado Film, Colorado Caffè, ho sbagliato. Sai che io dicevo? Perché se lei non si è arrabbiata e se l'audience non è vero che è andato così male, assolutamente no. Perché abbiamo controllato
quindi non è così. Quindi Monica è felicissima. C'è del marcio. Bravo. Questo l'hai detto tu. Anche Amleto lo diceva. Scusate, Gianluca Guidi ha detto questa cosa, quindi vedete un po', perché adesso non è che domani sui giornali Gianluca Guidi contro Italia 1. Dai, siccome io in realtà speravo che lei non se la fosse presa, diceva il suo produttore: ma chiamatela. Fatemici parlare. E noi l'abbiamo chiamata. Ma chissà dove sta? Dico, ma come? Si è messo il veto? Cioè, ma non è vero. Non è vero, lei è felice. E invece dopo, una volta bloccata la parodia, finalmente è stata rintracciata. Vedi, a volte la tempestività purtroppo comunque diciamolo, dopo la Gabriella che se n'è andata, l'audience si è alzato. Esatto. No, ieri il programma è andato come l'altra volta, uguale. Quindi allora abbiamo controllato. Però oggi ritorna la Bellucci radiofonica qui con noi. Grazie. Però amici radioascoltatori, se la Germani dovesse rifarla su Italia 1, mi raccomando, guardatela tutti in modo da fare. No, ma Colorado Caffè è sicuro che non la farò. Ma chi te l'ha detto? Ma te lo dico io e ti puoi fidare di questo. Fidati Germani, quando parla italiano così stai buona Germani, calmati. Vogliamo tagliare la testa al toro, se tu vuoi fare me, io non mi arrabbio. Da qualche altra parte sì. Va bene, andiamo avanti perché oggi ne vedremo delle belle, veramente delle belle. Scusa Gianluca, non è che sei venuto qui adesso, perché dobbiamo presentare, attenzione. Il pelosetto degli Hobbit, Enrico Cremonesi. Musica dagli Hobbit, dai, cosa facciamo? Musica subito, musica, viva Radio 2. Cos'è questa roba? Niente, una festa di compleanno. Niente, suona a casa così. Canta Gianluca Guidi, vai. Qualsiasi cosa, quello che ti viene. C'è una cosa. Guarda, ti faccio fare questo. Arriva la bomba che scoppia in rimbomba. Scusa. Si tratta di me. Chi è che la cantava questa canzone? Aspetta. Dorelic. Esatto. Vabbè, ma pure te, però poi ti dicono se il figlio è Johnny Dorelli. Ma è vero, non è che stiamo a fare che è il figlio di Mazzanicchi. Ma tu l'hai fatto l'esame? Prendi questa mano. Hai fatto mai l'esame del DNA? L'ha voluto fare lui per diseredarmi. Sei un pirla, te lo sì, è enorme. Ha detto enorme. Io lo amo, ti giuro, lo amo proprio fisicamente. Scusate, è uscita una notizia. Una notizia, quella su Bush, avete visto? C'è la foto di Bush col suo imitatore, ecco, vedi? Non a caso le cose. Bush va sul palco insieme al sosia, incredibile, e si vocifera che anche Berlusconi stia pensando di convocare un suo sosia, ma purtroppo Gongolo smentisce. Vabbè, dai, siamo ragazzi. Scusate, c'è un'altra meravigliosa che devo assolutamente leggere perché è arrivata adesso. Allora, il rabbino Toaf, guida degli ebrei italiani, dichiara: noi siamo il popolo eletto. Berlusconi replica: voi eletti? Ricontiamo i voti e poi ne riparliamo. Vuoi dire che si arrabbiano gli ebrei di Roma? No, perché non ci arrabbiamo, che qui l'abbiamo detto noi, non è che l'ha detto il TG, dai. Sai qual è sta cosa che ora Monica Bellucci non si è arrabbiata, ne siamo felici, io non avevo nessun dubbio su questa cosa, ma è assurdo che qualcuno si possa arrabbiare per un'imitazione. Adesso io non voglio fare nomi, in generale è assurdo che un personaggio che fa spettacolo, se viene preso di mira con un'imitazione, è assurdo, perché uno non può avere la botte piena, la moglie ubriaca, cioè ti prendono in giro, vuol dire che hai successo. Se domani io accendo il televisore e trovo uno che imita me e che mi prende ma veramente in giro, ecco, basta gli che dai una testata. L'importante è che non ti dicono che tu sia ladro, oppure che porti, delinquente, insomma, o che porti un insulto, sfiga, insomma. ecco, ad esempio sta cosa della sfiga, bisogna quella stare attenti, tremenda. perché non si può dire di persone quella porta sfiga. Io adesso voglio dire una cosa e la dirò e la dico molto forte. È ingiusto nelle varie cose che stanno accadendo, ad esempio a Ricucci e Anna Falchi, dire che Anna Falchi porti sfiga, perché non si dice di nessuna persona al mondo. Cioè adesso voglio prendere una difesa di una persona che ho sentito più comici fare battute su, perché sono cose brutte, perché ricordiamoci e ricordatevi di Mia Martini e non venite a piangere dopo, perché poi dopo sono tutti bravi a dire no, ma siamo stati carogni. Non si fa, non è corretto, si può fare satira, si può dire quello che si vuole
quello che si vuole, ma però, non ecco, perché poi, a parte che io non ci credo a sta cosa della sfiga, che uno possa portare rogna a qualcuno, no? Almeno che pure dire questa cosa che Baldini porta sfiga al gioco, esatto, non va detto. Mi dispiace se io tocco la telecamera. Detto questo, vai. Vogliamo cominciare questo programma? Ancora la sigla non l'abbiamo messa. Manco la sigla abbiamo messa. Vai. E allora metti sta sigla. presenta No. Allora ci siamo da Via Asiago, Roma. Proviamo a chiamare lo Smemo. Non chiamate nessuno, sono già in linea. Pronto? Bene, Smemo. Sono già in linea da solo. Benissimo. Sapevo, non ricordo, ma so. Bene. Senta, dove si trova oggi che è un giorno di festa? Non lo so. E ci descriva un po', Aspetti un attimo, Allora, dov'è? sono in una grande città. Sì? Purtroppo non cosa vede in questa grande città? Guardiamo. Adesso vediamo. Riusciamo a riconoscerla? Sì, ora vedo delle cose, ve lo dico così magari mi aiutate. Vada. Allora vedo grosse pietre dappertutto, resti di colonne distrutte, gatti, e poi ci sono gatti, tanti gatti. Mi dica se vede una grossa arena davanti a sé. Guardi, qui c'è un grosso stadio in pietra diroccato e pieno di buchi. Ma il Colosseo, dai, Smemo, si trova davanti ai fori romani lì. Che ci fa qui a Roma, scusi? Non lo so. Guardi, sono stato... Io le vorrei far vedere lo sgabello che mi hanno dato oggi. Che è quello dei 7 nani, Glielo vorrei proprio far vedere. Mi dispiace che gli amici che ascoltano la radio non possano vederlo. L'hanno fregato al barco davanti. Sembra uno di quei seggiolini dei nuovi aerei che vogliono fare adesso. Dicevo, sono stato invitato da dei ragazzi che ho incontrato in treno mentre tornavo dallo stretto di Messina, da dove ho fatto il ponte. Certo, il ponte sullo stretto. Questi ragazzi mi conoscevano. Quando gli ho detto che non mi ricordo chi sono, loro mi hanno risposto: allora vieni con noi, che c'è un raduno in piazza dove ti conoscono tutti e sicuramente non vedono l'ora di farti la festa. Vedi che è una cosa bella, allora. È bello che mi facciano la festa. Certo, è molto bello. È molto bello che mi facciano il festone. Smemo. Che cavolo. Ma meno male che avevo temuto il peggio. Ma dov'è il raduno? Aspetti un attimo che me l'ho appuntato. Qui, eccolo. Allora, indirizzo piazza San Giovanni Laterano. Ma scusi, ma è il 1° maggio, cosa c'entra lei col 1° maggio? Non lo so, io l'ho dimenticato, sarà il mio compleanno. Può darsi che non so. Sono nato il 1° maggio. Sono nato il 1° maggio, ecco perché mi fanno la festa, ma che bello, certo. È una bella scoperta, abbiamo scoperto che sono del segno del toro, per questo faccio sempre le corna nelle fotografie, ecco ma roba da matti. Smemo, no, guardi, sbaglia. Meraviglia delle meraviglie. Il 1° maggio è la festa dei lavoratori, Smemo. Meglio ancora, allora sono un lavoratore, un fortissimo lavoratore, cribissimo. Cos'è, un operaio? Pronto? No, vabbè. Allora l'operaio no, allora sarà una persona legata al mondo del lavoro, che sono un sindacalista? Prontissimo. Niente. Se l'ha riconosciuta tutti, è una persona nota. Un cantante, magari una rockstar lei. Ma difficile. Perché? Le rockstar hanno i capelli lunghi e si vestono trasandati. Io il blazer. I capelli? Ordinati. Quindi usa il pettine? No, il goniometro. Ma che fa, scherza? Dunque, non è una rockstar. Scusi, ma allora cosa ci fa in una festa di comunisti lei? Pronto? Sento dei rumori strani là. Pronto? Sta boccheggiando. Soccorretelo. Soccorretelo. Lo stiamo perdendo. Ale, ambulante. Ale. Ringraziamo come al solito l'infermiera che urla.
Che è sta roba? Gesù. Sono ancora sotto l'effetto. Non so cosa sia questa canzone. Questa è Seba. Domenica d'estate, CD che ci arrivano qui a Viva Radio 2. Lui non sa neanche di essere in onda, secondo me. No, che l'abbiamo sparata in onda. Comunque è molto carino sto pezzo, piace. Sì. Gianluca, tu l'hai sentito? Sì, da voi. Sì. Lo sa. L'hai già sentito da noi? L'hai notato questo pezzo? È molto carino, sì. Vediamo se riesce a prendere l'intro. Si intitola Domenica d'estate. Canta Seba. L'ha beccata te. Sugli alberi spogliati. È finito. È lunga l'intro. Sì, senti. Restano in disparte come foglie secche, pronti a andare via. La primavera arriva come un acquerello, tinge casa mia. Voglia di giocare e di respirare gli attimi che vanno via. Ed io mi sento un po' a metà. Domenica e mi sento bene. Domenica andiamo al mare. Della serie Il violino è mio e guai che me lo tocca. Eccolo qua. Nel frattempo vediamo Corrado Rizza e sua moglie che si baciano. Proprio così. Corrado Rizza. Le luci colorate per la festa in piazza. Corrado Rizza è il produttore dei tiri al piattello, ragazzi. Il fuoco d'artificio scoppia all'improvviso. Il signore che vedete là. I bambini guardano su. È un noto divo porno. Tiene stretto, vorrei restare. Quanti di voi hanno visto Mia moglie davanti e dietro tutti quanti? Lui era il protagonista. Fino alla mattina si sveglia la città. E un altro giorno. È proprio carino sto pezzo. Sì, bello. Domenica. Corrado Rizza, dacci un occhio a sto pezzo, Allora, nel frattempo mi ricordano su questa nota che i tiri al piattello si possono trovare su tutti i portali esistenti e si possono acquistare, io non so, me ne intendo, in internet, cioè te li scarichi e poi anche col telefonino si può fare la suoneria, no? Costano poco comunque anche. No, anche gratis se ve li danno. Sì, credo ormai 0, qualcosa. Sì, vai. Perché tra non molto ci collegheremo con Claudio Bisio e Piazza San Giovanni Laterano il 1° maggio. Chissà se ci ascoltano dal 1° maggio in questo momento. Ci ascoltano? Sì, magari siamo in diffusione, chi lo sa. Ci ascoltate, amici della piazza? Ci siete? Fiore, mi dicono che siamo la radio ufficiale. E quindi può essere che siamo in diffusione. Se dovessimo essere in diffusione su tutta la piazza, Fiorella e Marco Baldini vi salutano. Ciao, piazza! Così alla piazza. No, salutiamoli, dai. No, lo so, ci ammazzano dopo. Dai. Li saluto, dai. Speriamo che non eravamo. L'ho fatto il 1° maggio. Quando l'hai fatto tu? L'ho fatto 3 anni fa. Dove? Insieme a Claudia Mendola e la Cortellesi, alla Paola Cortellesi. Abbiamo fatto una. Dai, era divertente. Non me lo ricordo. Ma ti sei collegato anche tu, ti ricordi? Abbiamo salutato. Ti avevano messo dietro le quinte. Pensa che tu riuscisti a fare. No, ma si vedeva sullo schermo. Tu riuscisti a fare la russa e come la russa la piazza ti fece l'ovazione lo stesso, ti ricordi? Saluto la piazza. La piazza dipende dai lavoratori. Ti fecero l'ovazione, ti fecero, esatto. Attenzione, Repubblica, pagina 4. Che è? Guardate, aprite. Il titolo è Governo, braccio di ferro sulla difesa. C'è scritto. Prodi conferma: mi sembra che fra Mastella e braccio di ferro sia meglio braccio di ferro. Questa teniamola per lo spettacolo, questa è bella, Sì. Teniamola, questa è bella. Ci sono, guarda, le notizie che sono ormai delle battute, arrivano già battutate così. Allora, tra l'altro Gianluca Guidi, che è qui presente, ha preparato una cosa apposta. O l'audience andrà a picco o succederà chissà, perché vuole fare cosa vuoi fare? No, io devo dire una cosa, io ho fatto le scuole all'estero, lo dico perché lì a Ginevra c'era un mio amico che adesso scuola a Ginevra? Sì. Perché? Mi ci hanno mannato. Chi? Insomma. Johnny? Il babbo.
No, lei devo dire ebbe una grande intuizione, perché disse portava i capitali all'estero e lasciò anche il figlio a scuola, per questo, no? Nel frattempo al mattino bella questa. Mentre portavi i capitali all'estero, tu eri un lasciò il figlio là. Io andavo a scuola a Milano, il preside disse: Guidi, se a mia madre dice, se voi lo portate via, noi lo promuoviamo. Questo è il mio, quindi subito presi al volo l'occasione. Allora c'erano due strade. Mamma diceva che dovevo andare dai gesuiti. Euclidei o non lo so, non ci sono fortunatamente. Mio padre disse: preferisci andare dai gesuiti o andare a studiare l'inglese alla scuola americana? Domanda, ero già con i bagagli alla stazione io, E tu hai fatto studiato l'inglese alla scuola americana di Ginevra, il liceo e parte dell'università, perché poi mi beccò mio padre che suonava negli alberghi e quindi mi portò in Italia. Ah sì, ma suonavi negli citofoni negli alberghi? No, io suonavo scusa, ho sentito sì. Purtroppo è Baldini, oggi sono. Lui ha alcune battute computerizzate e quando uno dice ha suonato, dice sempre ha suonato il citofono. Quando dice sempre la stessa, quindi che devi fare? Che devo fare? Ce l'ho, me lo devo tenere. Tra l'altro oggi sulla Stampa a pagina ma perché non scrivono i numeri delle pagine sui giornali? Non lo so, 4, 5, 6. Allora, sulla Stampa pagina niente perché non c'è scritto. Anni e mezzo. Guardate qua, io faccio vedere così sentirete la reazione del pubblico quando io farò vedere la foto di Baldini sulla Stampa. Un fotone! Allora perché scusa un attimo se ti racconto. Il giocatore, il libro di Marco Baldini diventerà un film. Pare di sì. E nella parte di Baldini Fabio Volo, lo so. Che fantasia. Ci guadagno, che scusami. Fantasia. Sai quanto devono spendere adesso per ricostruire il mento a Fabio Volo? Come King Kong, uguale. A rifare King Kong hanno speso uguale. Ecco, guarda, è uscita già la notizia. Eccola. Allora, sulla Stampa il libro di Baldini, il giocatore, diventerà un film. Il regista Patierno dice: una storia simbolica degli anni '80. Mina replica: veramente la figa c'era anche nei favolosi anni '80. Certo. Comunque, dicevi Gianluca, allora alberghi. Io prima facevo il collegio ed ero dentro in un collegio, poi quando sono stato in università la sera andavo a suonare nei posti. Prima scrittura fu in un ristorante messicano. E io suonavo le canzoni, però eravamo un duo, c'era il chitarrista, si chiamava El Gato e io ero a Torino, ma è così. Si chiamano El Gato proprio. No, io tutto quello che dico purtroppo è assolutamente risponde alla allora realtà. Lui si chiamava El Gato perché in messicano, spagnolo, Gianluca. E avevamo sombreri, ponci, cose. E andavi in giro, che cosa? Io avevo le maracas. E lui faceva tipo, non so, porom pom pom, e io facevo ai, e lui porom pom pero. Rifacciamo? Prego. Tu vuoi fare il gatto? Io o faccio il gatto. Vado? Tu? E io faccio la volpe, che non lo so io. Non c'ho voce, che devo fare stasera? Porom pom pom. Porom porom pom perom perom. Porom pom perom perom. Porom pom pom. Porom pom pom. Porom porom pom pero pero. Porom porom pom pero pero. Porom porom pom pom. Se no da bene, golo sin amare, si no yo no gano, sono governa il gato. E porom porom pom pero pero, porom porom pom pero pero, porom porom pom pom. Porom porom pom pero pero, porom porom pom pero pero, porom porom pom pom. Io su AI sono. E senti, no, poi cambiò però. Anche perché lì diciamo la paga era, fatti conto, 30 franchi svizzeri per sera più la cena. Lì però. Devi cenare lì sì. Solo, certo. Al messicano. E ti costava 30 come franchi. Al messicano? Devi mangiare il messicano tutte le sere. Si mangiava lì e quindi. E il fegato? No, infatti dopo un mese io sono stato uno dei soci ho fatto un'OPA alla Malox. Cosa? Un'OPA alla Malox perché proprio stavo con volevi scalare la Malox? Ho scalato la Malox per. Ma al gatto che gli davano da mangiare? Biscas? Il gatto mangiava le cose. Sì, ma lui aveva casa con la moglie, con le cose. Poi passai a un albergo simil a Ore, diciamo, dove suonavo nella hall, e poi invece alberghi, cose, insomma.
Cioè quelli andavano su. Ma noi volevamo arrivare e io facevo e quindi no, poi studiando lì adesso un ragazzo che studiava in università con me è diventato un poeta fantastico dell'avanguardia della nuova avanguardia francese. Ma dai. E quindi, siccome io faccio questo spettacolo che con l'orchestra che si chiama quest'estate La resistibile ascesa di Gianluca G. Così si chiama? Sì, lo spettacolo si chiama La resistibile Ma lo ascesa farai adesso? Sì, debutto a Borgio Verezzi 9, 10 e 11 di agosto. Dove Los Angeles, New York, Parigi e Borgio Verezzi. Dove è Borgio Verezzi? Borgio Verezzi, bravo. È Varese? No, che Varese? No, che caspita dice. Borgio Verezzi è in provincia di Savona, dove da 40 anni si tiene un importantissimo festival teatrale. Vedi a sapere le cose? Vedi? Quindi ci saresti andato? Ma no, io non lo sapevo. Allora, amici che vi trovate a passare quando lo farai? 9, 10 e 11 agosto e poi in tournée da novembre in poi. Quando sarai in tournée a Roma verrai a farlo? Spero di sì, credo di sì. 99 su 100 sì. Da cosa dipende il fatto che tu venga a Roma? Da trovare un teatro? No, ma forse l'ho anche già. Quale? Credo da Gigi. Da Gigi Proietti. Credo, cioè al Brancaccio. Credo. Allora, voi che siete qua, Ho non vi detto viene credo. curiosità di andare a vedere l'irresistibile ascesa? Io vado a Borgio di Verezzi. Gianluca? Io vorrei andare veramente a Borgio Verezzi, è vero. E tu ci puoi fare un pezzettino qua C'è questa poesia perché lui mi ha detto ma Jean-Luc perché mi ci sentiamo, lui a Parigi è come insomma è diventato una cosa pazzesca e allora mi dice perché tu non dici una poesia mia nel tuo spettacolo e dico perché la gente ne comprend pas. Non capisco. Lui si chiama Laurent Laurentier, sarà edito da Einaudi da settembre, se voi volete insomma comprarlo, se vi piace la poesia. Voi lo parlate il francese? Traduco io. Seconda lingua. Vabbè, semmai ci traduco io. Je parle français come una pasce spagnola. Io sono sicuro che se lui fa sta cosa della poesia e io traduco diventerà uno dei pezzi comici dell'anno. Sicuramente. Però noi ci proveremo. Però io avrei bisogno dell'ausilio del. Lo fai subito? Lo vuoi fare subito? No, sì. Io volevo anticiparlo adesso in modo che da casa vuoi tu. dicono quando lo farà e quando lo farà. No, mettono la cassetta rec e play. Allora mettiamo un disco. Certo. Allora abbiamo trovato, ci hanno mandato un CD di questi ragazzi, si chiamano Rosso Fisso, cioè nel senso come benzina. A Napoli vanno forte. Il Rosso Fisso con una canzone che si intitola Non c'è. Sentiamo, non l'abbiamo mai sentita, la sentiamo insieme a voi per la prima volta. Vai. Bella, bellissima. Bisognerebbe rinunciare ad essere normale. Tu che sei più pungente, più tagliente di una spina, non hai bisogno di una scusa per capire. Non c'è una ragione per dimenticarmi, non c'è una ragione, non c'è. Non c'è una parola che non può ferirmi, non c'è una parola, non c'è. Passiamo eterni pomeriggi e le facce come gli angeli, neppure un dollaro ruspante a farci meno fragili. Mi sento come un filo in gabbia che non sa scappare. Io non so volare senza un alito di vento. Non c'è una ragione per dimenticarmi, non c'è una ragione, non c'è. Non c'è una parola che non può ferirmi, non c'è una parola, non c'è. Non c'è che risalire. E dimmi se questa è una sporca notte o un sipario che non si apre più. Se siamo fatti di cristallo o siamo ancora liberi per continuare. Eccolo qua il gruppo che piace a Bertinotti, Rosso Fisso. A proposito, Bertinotti ha fatto una gaffa perché ha chiamato il presidente con un altro nome. Adesso ci colleghiamo con il Quirinale per sentire anche qualche riflessione su questa festa importante. Sentiamo se c'è, vediamo se riusciamo a parlare con il centralino del Quirinale. Ecco, sentiamo se c'è, vediamo un po'. Centralino del Viminale, buongiorno Cambio. No, scusi tanto, ho sbagliato, ho detto Viminale al posto del Quirinale. No, è una nuova linea voluta
al Presidente dopo il discorso di Bertinotti alla Camera, in cui ha chiamato il Presidente Carlo Aurelio Ciampi. È vero. La signora Franca ha detto: vabbè, allora famo come ci pare. Vabbè, senta, se volete fare come vi pare, ci può passare Carlo Aurelio Ciampi? Non è un antifurto, non è Gianluca Guidi. No, guardi, il Presidente è occupato, sta giocando a scopone con Omar Luigi Scalfaro, con Fabrizio Costiga e Giuliano Andreotti. Senta, può fare un ultimo tentativo? Ci piacerebbe avere una dichiarazione del Presidente. Un attimo che lo chiamo. Ok. Aurelio! Siamo a casa, capito? Aurelio te vanno quelli da radio. Vale. Arriva? Cari italiani e cari italiani. C'è. È giunto il momento di fare un chiarimento su questo grande avvenimento del 1° maggio. Festa del lavoro. Bravo. 5 precisi. Bravo, Presidente. Senta, Presidente, abbiamo saputo che i nomi di battesimo oggi sono in libertà. È vero. Caro Marcello Baldini. Ma non è Marcello, Marco, vabbè. Da quando Fabio Bertinotti ha dato il via al macello dei nomi, ognuno fa quello che Maremma gli pare. Bravo. Compresi anche me e la mia signora. La signora Franca? Ma quale Franca? No. Franca. Con il nuovo nome di Samantha Ciampi. Samantha. Si esibirà sul palco del concerto del 1° maggio come cubista lap dance. Fantastico. Dietro Caparezza. Pensate, cari italiani e cari italiani, che la pertica della lap dance la farà Fassino. Lei, Presidente, vabbè. Lei salirà sul palco per fare un discorso? Ma quale discorso? No, vabbè, ok. Vabbè. Essendo i miei ultimi giorni di lavoro, mi voglio togliere qualche sfizio. Tipo? Mi sto facendo dipingere sulla faccia con il nero di seppia il trucco del chitarrista dei Kiss. Bravo. E suonerò la chitarra elettrica con la lingua. I was mad for loving you, baby. Insieme a Giampiero Pelù, Sino Daniele Pino e gli Zingari. Beh, chi sarebbero gli Zingari? È il nuovo nome dei nomadi. Ecco, Zingari, giusto. Adesso vi saluto che vado al sound check a Piazza San Gennaro, il Laterano. Giovanni. Viva l'Italia, viva Pasquale Mameli. Ma che Pasquale? E viva Gaetano Garibaldi. Grazie al Presidente. E adesso una radiopromozione, vai. Il Bellini di Canella è un aperitivo composto da 2 parti di spumante, una parte di succo e polpa di pesche bianche e alcune gocce di lampone di bosco che gli danno il caratteristico color rosa. Le pesche della tenuta Canella vengono lasciate sull'albero finché non raggiungono quel perfetto grado zuccherino e quel profumo che solamente la maturazione al sole sulla pianta può garantire. Regalatevi un Bellini di Canella da gustare freddo per brindare con chi amate. Siamo tornati. Allora, Gabriella, hai visto che la Bellucci non ce l'ha, giusto? Con te? Lei no. Aspetta. Chi abbiamo in linea? Chi tu hai? Vincent Cassel, il marito della Bellucci. Buongiorno. Ecco, con calma e sangue freddo. Dicevo, nessuno se l'è presa con te, no? Lei, Vincent, è tranquillo, no? Non se l'è mai presa. Puccia, tirategli un osso, per favore. Pare di no, ecco. Anche lui ha capito che si trattava soltanto di una parodia, insomma. Di una... quale parodia? J'ai menti si mia figlia per le cul e la mamogliera. E se ti fa un petit bon, je vais fâcher le cul, grande come le gaillard. Ha detto che lui...
Ha detto che lui è a favore della satira e mai se la sarebbe presa con un'imitatrice che fa sua moglie, giusto? No. Sì. No. Se la prendo? Non c'ho voce, scusi Vincent. Se la chiappo? Ci parlo e mi spiego e vedo cosa. Non se l'è presa, assolutamente no. Va bene, Vincent, noi la ringraziamo di essere stato così. Cuccia, Vincent, per favore adesso. Dai la zampa, Vincent, per favore. No, fermo. Un po' feroce, grazie. Siamo contenti che non se la sia presa. Più tardi chiameremo sua moglie. Fais beaucoup attention. Sì, molte persone. Attention che si j'écoute. Che ascoltano. Si j'écoute. Sì. Se io ascolto. L'imitation di mia moglie. L'imitazione di mia moglie. Vengo lì. E mi diverto con voi. Maria, che è sto casino? Grazie. Chissà chi è il suo agente. Chissà chi è il suo agente. Ma non lo so, non ho la più pallida idea. Grazie a Vincent Cassel. Un applauso. Arriva Mahler. Wow. Ragazzi, avremo Mahler, vero? Sì. Quando? Il giorno 4. Ah, che bello. Sbaglio, sì. E sai che abbiamo domani? Abbassa la musica un attimo, grazie, c'è? perché domani abbiamo un ospite, ragazzi. Cioè veramente, allora domani non è uno scherzo, perché tante volte su Via Radio 2 magari uno dice una cosa, dice vabbè chissà, sarà l'imitatore, uno che fa, no. Domani veramente avremo qui in studio John Turturro, quello vero, proprio attore americano, perché è uscito un film suo, e quindi per la promozione hanno scelto per lui, credo, qui in Italia Viva Radio 2. Bello. Cioè proprio lo vogliono portare qui. Quindi domani, Gianluca, se ci sei, vuoi conoscere John Domani Turturro? sono a Milano. Ah, peccato, potresti rimanere qua con noi. No, domani purtroppo stasera devo partire. Però sarei venuto. Però sì, veramente perché lui è un grandissimo attore. Ah, sì, ecco. Attenzione, mi sembra che ci sia. Aspetta, vediamo se c'è la notizia un attimo. Sì. Attenzione. Ecco. La Stampa in prima pagina, Prodi, la squadra entro venerdì. E poi precisa non solo la squadra venerdì, ma il giovedì Carabinieri e il martedì distretto di polizia. Hai capito? Vabbè. Allora, che bello che sarebbe veramente collegarsi col primo maggio, con le premiere di maggio, con quel grandissimo, come lo possiamo chiamare? Bisio. Tu, Gianluca Guidi, dammi una definizione attore. Di Bisio. Un grandissimo artista, secondo me. A tutto tondo, anche perché poi con la testa che c'ha, così, più appunto, tonda di quella, non è bravissimo attore. È anche una brava persona che non è, sai, in questo mondo si vede questo. Io l'ho conosciuto, ho avuto modo anche di farci qualcosa insieme. Tipo? Sesso? Anche sesso. Che poi io voglio, tu sai, no, che io mi nascondo, ma sono gay totale. Quindi. Certo. E devo dire che Bisio è quello che rientra nei tuoi canoni di uomo virile. Perché poi Bisio non ha capelli. Sarà contento di essere live a primo maggio. Non ha capelli, ma il corpo, ragazzi, è pelosissimo. Pronto? Ma non è vero! Facevamo apposta perché sapevamo che eri. Volevo vedere fin dove arrivavi. Come stai? Bene. Senti, ma sei da solo? Sono con Gino e Michele accanto a me. Gino e Michele, prendici! Come state allora lì? Tutto bene? Folla già? Benissimo, siamo felicissimi e stiamo preparandoci. Chi era che ha parlato adesso? Michele. Questo era Michele, perché poi sai, siamo in radio, non si capiva bene. Ammazza, Bisio ha cambiato voce totalmente. Quello peloso alto. Allora oggi grandi cantanti, vero? Chi ci sarà? Vogliamo ricordarlo perché parte subito al pomeriggio Pino Daniele. Bene. Hai capito? Io provo a cantare Pino. Come fa Pino Daniele? Comunque la canzone, la musica è la cosa più importante che ci può essere. Hai capito? Pensate che quindi Pino Daniele, poi chi c'è poi? Poi c'è per esempio Ligabue lo conosci? Come fa? Metta la seconda, se no grippo. Grazie. Poi
Poi c'è Caparezza, per esempio. No, quello non so fare. Ah, quello non ce l'hai, non c'è Caparezza. No, quello non ce l'ho, Caparezza no. E poi doveva venire Carmen Consoli, che invece non viene più. Verrà il fratello di Carmen Consoli. Chi è? Checco Consoli. Checco Consoli, veramente? Con la O? O è una battuta? No, è una battuta. Il nostro Luca Medici, Checco Salone che fa questo certo, fratello di Checco. Tu Consoli ce l'hai? No. Io no, sì, guarda, te la passo un attimo. Vai. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole. Ce l'avevamo, vedi? Siamo proprio preparati, Io vado in piazza, vengo lì da te, faccio prima. Esatto, sì, guarda, abbiamo un duo cinese che proprio si chiama così, Confucio e Felice. Cazzate che non le diciamo. Senti, mai. Ma siamo in diffusione, no? No, siamo registrati, quindi queste cose le tagliano, mi auguro. Noi siamo in questo momento. No, sai qual è il problema? Che noi siamo in diretta, siete voi che siete registrati in questo momento. Quindi si sentirà solo voi che parlate con il nulla. Claudia, è il secondo anno, vero per te questo? No, è il terzo. Il terzo, il primo lo saltato. Quindi l'anno prossimo posso proporre te dalla piazza urlando Fiorello. No, che lì ancora no, non lo fare. Se vuoi lo faccio. Siamo in par condicio, sai? Non si può dire no, perché a Roma ancora c'è l'elezione del sindaco, cioè tu non è che puoi dire, capisci? Un nome, ma neanche il sindaco può venire lì, vero? I nomi. Ma scusa, se io dico Francesco Veltroni, qualcuno può dire qualcosa? No, niente. No, però bisogna dire anche Fabrizio Alemanno. Che ne so, Fausto Berlusconi. Esatto. Antonio Marino. Valerio Marino. Valerio Marino, attenzione, la sonorità. Esatto. Senti, ma prossimo anno veramente attenzione, perché Bisio al Terzone di Primo Maggio spera in una riduzione per buona conduzione. E ridono, però sai, sentire i comici che ridono alle nostre cazzate è bello. È bello. Senti, non sei da solo sul palco, vero? Ho letto da qualche parte che ci sarà anche con te Mazzocca. Sì, viene il filippino, gran lavoratore straniero, quindi, insomma, del giorno della festa del lavoro non poteva mancare. Poi appunto questo Checco Zalone che canterà qualcosa, non solo come fratello di Carmen Consoli. Quindi canta. E poi questi musicisti che tu hai detto, tanti altri, meravigliosi. Capossela. No, dai. Pure Capossela, c'è vero. Hai capito? Sì, ma a che ora inizia? A che ora inizia proprio l'inizio? Se stiamo ancora un po' al telefono ritardiamo l'inizio. No, alle 3, inizia alle 3? Alle 3, quella in televisione alle 4, la piazza alle 3, sì. La piazza alle 3, in televisione alle 4. Bene, allora noi ci saremo perché noi alle 3 abbiamo finito, quindi ci passiamo idealmente il testimone. Vi vedremo, anzi manderemo in onda direttamente l'audio della piazza da qui dalla radio. Sì. Perché Radio 2 è la radio ufficiale del primo maggio. C'è la diretta. Senti Claudio, che ti dobbiamo dire? Tu sei veramente sei un nostro mito, noi l'abbiamo detto, perché tu sei come una campana, suoni ovunque, al cinema e fai l'attore e sei bravo, e fai il comodo, la spalla dei comici. Però un giorno voglio venire da te seriamente. Noi ti abbiamo cercato, quando vuoi. Qui incrociati un po' di volte quest'anno, lo so. Lo so, noi venivamo a Milano, ti cercavamo, ma Gino e Michele ci dicevano sempre non c'è, non può venire. Dal parrucchiere. Sono gelosi, hanno detto metti che poi fare. Ha sentito Baldini che ha detto che è dal parrucchiere, ma sei un cretino. Vabbè, gliel'avranno fatta in 10.000 quella battuta. 11.001, che Senti, ci fai parlare anche con Gino e Michele, così il pubblico esistono sul serio, non è che sono due entità. Gino e Gino? Ecco qua Gino, ti passo Gino. Chi era? Sì, eccomi, ciao. Ciao Gino, come state? Benissimo, io volevo solo dire che mi hanno escluso, i telefoni sono 2, per cui non ho sentito nulla di quello che vi siete detti. Meno male. Ma niente, non era niente. Bravissimi. Grazie. Guarda che intanto non lo capiva, per cui va bene così. Vabbè, hai visto lì, Gino Michele. E vi beccate l'applauso dello studio. E l'umorismo si spreca. Bravi. Allora in bocca al lupo. Grazie mille. Per oggi a tutti. Voi. Ciao Claudio Bisio, Gino Michele dal 1 maggio. Ciao. Sul coraggio. Grazie. Evviva! Evviva! Cantiamo Cremonesi, senti questa canzone che poi c'è la poesia in francese di Gianluca Guidi, attenzione. Ti ricordi questa di Celentano? Senti che era bella, senti. Sì. E la benzina ogni giorno. Scusa, ho sbagliato. Com'è che inizia? La benzina ogni giorno, perché io era quello, non è che no, perché mi hai guardato con quella faccia che mi sono scusa, e la benzina ogni giorno costa sempre di più. Quella e precipita giù, svalutation. È quella. Svalutation. Dai. Cambiano i governi, niente cambia lassù.
C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Valutation, quella valutation, così basse. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi son gremiti ma la gente dov'è? Svalutation, svalutation. E ma siamo in crisi ma senza andare là, l'America è qua. Quando si bello cavalla stu cammello con turbante l'arghile, ale ma chi t'ha fatto fa? Non bisogna dire quello che abbiamo detto. Ale. Anche quei tempi che corrono vero, non si sa mai. Non si sa mai. Ecco, quindi stiamo con due piedi in una scarpa perché è il momento della poesia. Vai. Ma mica poesia italiana, francese. No, però va fatto un piccolo cappello un ragazzo che è dell'avanguardia appunto francese e in Francia ha un grandissimo successo, sarà edito in Italia, insomma. Poi se non capite il francese magari poi vi aiuto io. Ve lo spieghiamo, io piano piano qualcosa so. Traduciamo. E avrei bisogno però dell'ausilio del maestro Cremonesi. Se mi fa un'introduzione francese, insomma, una cosa che porti un po' alla... un po' troppo Paolo Banale, un po' troppo francese, questa è un pochino più normale, la Via Rose, ecco, sì. Che banalità. Vabbè, uguale, ma lui gli va bene lo stesso. Poi se non capite ripeto, insomma. Vai, traduciamo noi. Esatto. L'era mai successo. Stranamente capiamo, abbiamo capito. Lo parlate allora? Sì, un po' sì. Guerre neanche un cesse, mais un cagados. Questa non si capisce. È della Provenza. A Monte Carlo. Merde a non finire. Mare, ha detto. Spusa de morire. Spiaggia. Se voltaven tuc. A Monte Carlo. Parla del mare di Monte Carlo. Con il vento all'incontrario. Tutto il vento che arrivava certo. Mi sembrava d'essere. Poi vedi tu qui che an urinari. È una località vicino a Monte Carlo. Esatto. Vedi che piace la roba all'avanguardia, piace. Merde indimutante. Il mare e le montagne. Merde, j'ai pris jambe. Oh, riempli de merde Monte Carlo. Il mare di Monte Sur Carlo. la promenade, guerre une grande cagade. Scivolava in tuc a Monte Carlo, anche in rive al mare, l'era une patinoire, patinoire de merde a Monte Carlo. Oh mon Dieu, que ton feu se sente, mais c'est le beurre de la mer, naturellement. Inti calzette jusqu'à la croisette. Fino alla croisette, fino là. Ma vada via il cuti e Monte Carlo. Siamo a Monte Carlo.
ti conviene pigiare. Che c'è? Troppo, scusate che io sento controvento. Anch'io. Sono controvento. Monte Carlo. L'aria pensa. Albertino e Carolina. Ah sì, Alberto e Carolina che fratello di Minus. Dicono ma qui si va in rovina e dicen anche i turisti. Adesso che hanno visto che paese de merde è Monte Carlo. Oh baby, e mica veni più. No, mica veni più. Mica veni più a Monte Carlo. Pubblicità. Bravo. Adesso c'è l'associazione Monte Carlo. È una vera rivoluzione. Con Mutuo Macquarie tutto cambia, perché il risparmio non è solo il tasso di interesse basso. Oggi c'è Mutuo Macquarie, un modo nuovo di vivere l'esperienza del mutuo e di risparmiare. Rimborsando in anticipo risparmi interessi e riduci la durata del tuo mutuo. E in più puoi riottenere quanto versato in anticipo alle stesse condizioni del mutuo. Chiama il numero verde 800 480 480. Garantisce Macquarie Bank, la banca australiana specializzata in mutui casa. 800 480 480. Consulta i fogli informativi presso le filiali di Macquarie Bank. Senti l'atmosfera di questa casa, com'è calda, accogliente. Sono i mobili che abbiamo voluto per arredarla. Abbiamo scelto i valori preziosi di Accademia del Mobile. La cura per ogni dettaglio, la combinazione tra moderno e classico. Sono tutti in vero legno massello, proprio come te, Pinocchio. Vero legno massello, vero come i sogni in cui credi. Accademia del Mobile. Falegnami dal 1793. Viva Radio 2. Siamo ecco, grande, devo dire, Gianluca Guidi con questo pezzo. Spero che non ci chiami nessuno da Monte Carlo. No, figurati. No, però mi dà l'idea. Guarda, sto spettacolo è da vedere, allora devo dire veramente che. Ma poi la big band, la grande orchestra. Quindi tu questa cosa qui la farai, è un pezzo. Facciamo dei pezzi di Sinatra, delle cose, insomma, bello, con la gran band, la big band. Pezzi Sinatra adoro quando vengono suonati, tipo Cremonesi sa fare quasi tutti. Guarda. Sì. Io non mi ricordo i testi, però. Guarda, parti col primo che ti viene. E non so quale sia, non so niente. I got you, quella lì? No. Ma sì. Questa l'abbiamo fatta 1000 volte. Ma dai, devi fare una che non facciamo mai, che ne so. Bella, quella è già fatta questa. Ladies a Tramp. Vabbè, Ladies a Tramp la facciamo. Osteriano Mero. Uno, guarda, senti questa. Osteriano Mero, uno. Swing. Tutti gli altri ne ha 31. Parlo Ponzi Pon. When the hot spirit favors, like the birds and like forever. Give it to me, Biondina. Give it to me, Bionda. Osteria del numero 5. Parlo Ponzi Po. Ci voleva Telesforo. Lo fai bene però. Vai Gianluca. Vai. Facciamo tutto l'LP. Johnny Dorelli questo non lo sa fare. No. Questo non lo sa fare. È vero, Bravo. Ma veramente bravo. Attenzione, Corriere della Sera, notizie motori. Vai. Dopo la notizia che la Cina, pensate, la Cina produce vicina. una Ferrari clonata e si capisce perché già i fari a mandorla. Montezemolo dichiara: attenzione alle imitazioni, per riconoscere se una Ferrari cinese basta accendere il motore, se fa vlom vuol dire che è cinese, quindi bisogna prima metterle in moto e capire. Propongo una mozione per abbattere Cassini, se possibile. Fa impressione sentirti con questa lo so, voce. non ce l'ho. Abbiamo, signori, dopo tutte le varie polemiche, io vi dissi che sentì Monica Bellucci, adesso finalmente siamo riusciti a collegarci con lei. Monica, buongiorno. Buongiorno.
Abbiamo saputo, insomma, non era vero che tu te la sei presa per l'imitazione, Ma no, veramente no, io ero in Canada. Chi è che mi ha imitato? Gabriella Germani, la conosci? Cosa fa? Sfila? No, non sfila. Ha fatto un calendario seminuda? No. Si spoglia quando recita? No. Allora come pretendeva di imitarmi? Giustamente. No, ti ha dipinto come una dea sacra intoccabile. No, guarda, niente di più falso. Io sono una persona molto umile, no? Non sono una dea sacra intoccabile. Non sei arrabbiata con lei allora? No, diciamo che quando morirò non la farò sedere alla mia destra neanche se prega in ginocchio. Ecco. Ma scusa, Senti, è cambiato il vento in Italia, lo sai? Perché non ci torni? C'è un governo di centrosinistra, ha promesso che farà grandi riforme, leggi moderne, leggi illuminate. Ah, mi fa piacere. Qui invece è arrivata voce che ha vinto Prodi. Ma penso. Posso fare una domanda? Vai. Monica, sono Fiore, mi riconosci? Sì, più o meno, sì. Più o meno, non ti dà mai la soddisfazione. Hai sentito che Britney Spears forse aspetta un altro bambino? Beh sì, certo, è stato un gesto molto carino da parte sua, una gentilezza nei confronti del marito. Questa volta ha voluto che durante il concepimento ci fosse anche lui. Certo. Che è? Scusate, ho una richiamata, è la mia mamma. Vi metto in attesa, scusatemi. Pronto, ma? Sta tutto a posto? Ma beata te, io in periodo che mi tocca girare nuda per casa e con sto tempo caldo freddo mi sta pigliando l'anno. Ma quale perversione, ma? È che c'ho talmente da fare che mi sono portata un po' di lavoro a casa. Certo. Amate, ma un attimo perché sto a parlare con quei due lupalini alla radio, ti piglio dopo. Pronto? Baldini, sì, ci siamo. Scusatemi. Che è sto rumore? Vincent Cassella. Scusa Monica, che sta facendo tuo marito? Sta facendo le parole crociate. Grazie a Monica. Beh, speriamo che possa ritornare in video. Speriamo che possa tornare in video questo personaggio meraviglioso di Monica Bellucci. Quindi scoperto che Monica non è arrabbiata, quindi non vedo perché. Magari l'avesse scoperto pure la sua agenzia, mannaggia. La Germania ce l'ha con la. No, vabbè, certo, non so se hai letto. Leggiamo, vabbè, noi leggiamo, ma non solo le figure guardiamo. Di non capire. Leggo ma non capisco. Certo. Va bene. Chissà perché. Perché purtroppo non fai audience, che devo fare? Ecco, anche questo. Abbassa l'audience. Abbassa l'audience, è vero. Le curve scendono. No, abbiamo visto noi, controllato curva per curva. È uguale? Sì. Non scende? Nulla. E allora? Scendono un po' tutti lì. Sale poco. Lì scendono un po' tutti. E quindi salendo poco esatto. È il picco negativo da Ma sì, ma il pubblico, però bisogna dire il pubblico queste cose non le sa, non sa, picco, scende, perché sale. uno deve rompere i maroni. Esatto. Quindi l'importante è che noi ti vogliamo vedere in TV. Se non è Italia 1, magari adesso la Rai si sveglia. Magari. Sì, ti prende. Comunque sta facendo sempre marchette, con sì? Dove? Grazie, dove? Ha avuto un momento di panico. Hai visto? Sulla Cassia o sulla Salaria? Sulla 7. Sulla 7. 11° lampione da Percasello Anas. Cosa abbiamo? Attenzione che c'è un collegamento con Minà? No. Con chi? No. Sì, con Minà. Ok. Chiamate Cuba 3131. Sentiamo se c'è. Chiamiamo Cuba 3131. Sentiamo se. Forza, bravo Fidel, bravo Fidel. Sì? Sono contento per te. Su cosa hai scommesso? Sul pareggio dell'Inter. Sei un pirla. L'Inter ha perso. Lo so che al 90° stavamo 0-0, ma poi Materazzi ha fatto un autogol da 40 metri al 92esimo. Fidel, non puoi fare condannare a morte Materazzi e nemmeno torturarlo. Ma come? Non puoi bombardare a piano gentile. Ma non si fa. Allora Fidel, fuma di una canna così basta, furta. Buongiorno. Abbiamo sentito che col nuovo governo lei la nominano sottosegretario, Furta.
magari anche sottosegretario agli esteri e ai beni culturali con delega allo sport. Certo, era uno che si ricordassero di me, sti cornutati. E non è merito della mia amicizia con Fidel, ma delle mie conoscenze nel mondo latinoamericano. Tipo? Come il presidente Lula, il presidente Chavez o Bachelet, oppure Gabriel Omar Batistuta, Andrade, Socrates, Los Locos, Edigno, Mario Kempes, Luis Miguel, Veronica Castro, Juan Domingo Ronaldo, Rodolfo Isù, tipica, Renato Portaluppi, Valderrama oppure i Caoma. Senta, ma se te fosse... li ricordi Caoma? Quelli della Lambada. Quelli della Lambada. Sì. E sono quasi. Ma se la nominano cosa fa? Molla il villaggio? Ma non lo so. Sto pianificando il lavoro in vista della mia partenza. Per esempio stiamo preparando il karaoke con delle canzoni classiche cubane tipo La Solitudine o Las Pedras. Non le conosciamo, guarda. Ma come? Non conosci La Solitudine? No, qual è? Quella che fa così: Castro se n'è andato, non ritorna più. Ma è la canzone della Pausini quella. Non è possibile, l'ha scritta Paco Pegna, scusi. E l'ha depositata alla SIAE cubana. Senta, la canzone Las Pedras cos'è? E questa è identica alla canzone Le Pietre di Giampieretti, soltanto che al centro della pista ci sono dei dissidenti politici che vengono presi a sassate dai clienti. Il tutto ovviamente fra l'ilarità generale. Ma a chi vengono in mente queste idee, dai? Se proprio vuole sapere glielo dico, lavoriamo sempre in gruppo, siamo un gruppo affiatato di amici ed eroi. Tipo? Siamo io, Fidelli, Van Pedrosa, Paco Pegna, Sotomayor, Franco Ordine, Wesley Snipes, Matteo Dotto, Callisto Danzi, Lorenzi Capirossi, Angelo Frappampina, Livio Forma, L'Amatori Catania, Ray Parker Jr., Stefano Zecchi, Pietro Paolo Virdis, Stefano Benni, Lucia Blini e Mario Tessuto. Scusi, ma chi è il cliente tipo del vostro villaggio? Guardi, ho proprio qui davanti delle foto, ricordo bellissime. Guardi qui, Lamberto Sposini, guardi questa foto di Lamberto Sposini e Giampiero Mughini durante il corso di uncinetto cubano, guardate. Bella. Poi c'è una foto che ritrae Luciano Violante mentre appanna gli occhiali di Enrico Mentana con un rutto, guardate. Poi c'è l'avvocato Marazzita. L'avvocato Marazzita mentre di nascosto con la cerbottana spara delle chewing gum masticate fra i capelli di Francesco Renga. E poi c'ho una foto di Andrea Sanna mentre litiga con Condoleezza Rice perché avevano barato durante la gara di sputi con i noccioli d'oliva. Ma chi è Andrea Sanna, scusi? È l'assistente dell'urologo di Mario e Pippo Santo Anastasio. E con questo vi saluto. Viva Cuba e viva il San Pietro. Ed eccoli qua di F4. Questa canzone ti piace, vero Gianluca? Puoi dirlo al microfono? Questa molto mi piace. Ti piace molto? Moltissimo, molto. Chissà. Ma senti, ma ragazzi, vogliamo parlare di pettegolezzi? Anticipiamo qualcosa? Che è successo? Sai quelle cose che a noi ci piace scoprire in radio, che i giornali non li dicono? Ho letto che partirà il Festival Bar e che partirà da Napoli. E che dei conduttori non si parla. Perché? Perché dicono che non si sanno ancora. Tu li sai? Tu li sai, Che vogliono tenere riservo fino a una certa data. Noi li diciamo? Potrei dirne uno. Vai. Non posso. Uno non è come due, dai. Che a me l'ha detto qualcuno molto vicino agli organizzatori. Vabbè, dai, uno dice. No, è uno che nessuno si aspetta, pensa un attore. Un attore? Giovane attore. No, Gianluca, non sei tu. Ho detto giovane. Sorry. Giovane attore. Ricordiamo che Gianluca Guidi quando andava alle medie lo scambiavano per il preside. Chi è Pasotti? Tiro a caso. Non è Pasotti, ma è uno di diciamo attori giovani che piacciono molto alle ragazze. Fabio Volo? No, piace alle ragazze Fabio Volo. No. Piace in generale, ma non alle ragazze, voglio dire. Lo so. Chi? Scamarcio. No, Scamarcio, tra l'altro ricordiamo che Scamarcio sarà ospite qui da noi, quindi avremo frotte di ragazzine davanti alla radio sicuro. Quando verrà da noi?
Il 4. Il 4 maggio? Sì. Il 4 maggio Riccardo Scamarcio, attore emergente. Non è neanche Scamarcio. È un altro attore emergente. Credo che di nome faccia Massimiliano, sai? Massimiliano? Sì. Massimiliano credo che faccia di nome. Il cognome non ve lo posso dire. Inizia con la V, non vi dico altro. Giornalisti, andate alla ricerca. Massimiliano V. Non dico altro, non dico altro. E Ale, vai! Come si fa a parlare se non ho niente da dire? Se non ho il fiato per gonfiare le parole? Come si fa a piacere agli altri senza farsi del male? Ad orientarsi su una barca in mezzo al mare? Come si fa a cantare una canzone d'amore? Ho una musica senza parole. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso e poi dimmi che una lacrima è una scusa per non dirmi una bugia. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso. Come si fa a toccare il cielo con un dito se si galleggia in un bicchiere mezzo vuoto? E come faccio adesso a dirti che ti amo ancora se sono l'unica persona che ho tradito? Come si fa a cantare una canzone d'amore? Ho una musica senza parole. Fammi un sorriso dei tuoi. Gli F4 sarebbero da Festival Bar, eh? Sì. Massimiliano V, prendili. Ho fatto un check, qui non lo conosce nessuno. No, però, neanch'io lo conoscevo, ti dico la verità. C'è una signora che lo conosce, signora, lei lo conosce. È la zia, per silenzio forza, totale, no. Dice signora? Fa i carabinieri. Ha fatto i carabinieri, dice? Non dica il nome, signora, non dica il nome, dica che fa il carabiniere. Fa i carabinieri? Fa i carabinieri nella fiction i carabinieri, no? La fiction. Brava. Voci di corridoio dicono che, chi lo sa, Sì. Senza lacrime, senza dolore. Fammi un sorriso. Auguri a Pino Manzullo, gli è nata la bambina, dai. Auguri Pino. Nata la Manzulla. Nata la Manzullina. Beato lui, noi ancora attendiamo qua, Sì. Fammi un sorriso dei tuoi. Fammi un sorriso. Steve De Beat, rotta bomba. Allora ci colleghiamo adesso con la stanza dove c'è la sala prove di Amici di Maria De Filippi. Sentiamo se... Allora fermati, basta, cadiamo, fermati. Allora, sai cos'è oggi? Primo maggio. E lo sai cosa si mangia oggi? No. Tu sai la tradizione. Fava e pecorino. Bene. Allora tu fai il pecorino. E tu? Pronto? Allora forza, muovi un attimo il ritmo, muovi così, bravo. Si muove davvero. No, ma quanto vale bene, fermati, non partire perché quando tu ti muovi sventoli e mi arriva la forfora, lo capisci? Sembra l'orso della Duracell. Fermo, devo parlare con Luca Tomassini, ti devo far fare il Sweet Charity, lo sai? Insieme a Lorella Cuccarini. Allora, facciamo una cosa, io faccio Lorella e tu Cucchi, va bene? Questa mi sfugge, ma è meglio di no. Perché non è scritta? Certo. Devi stringere le chiappe, lo capisci? Perché il ballerino deve fare gli addominali, devi stringere le chiappe, capisci? Sfrutta fino in fondo l'occasione che ti ho dato. Ti sto facendo una lezione solo e tutto per te. Senti, che bisogno c'era di farmi venire qui anche oggi? Potevo fare il ponte approfittando della festa del lunedì 1 maggio, scusa, E allora se vuoi fare il ponte... Ora dicevo. L'hai detto tu. Io ti accontento. Dai, Catello, mettiti.
E come? No, io non mi metto. Ce l'hai presente un ponte? Ce l'ho presente sì. Allora tu inarcati. No. Inarcati. No, questa cosa inarcati. non mi piace. Bisogna archi e piloni. No. Quei piloni proprio non si può sentire, Ascolta, visto che siamo qua, facciamo questa lezione. Così poi me ne vado a casa presto. Brava Catello, quando sei così secchione mi fai venire la pelle d'oca, soprattutto sul mio corpo sudacchiato. Oggi proveremo qualche musical, va bene? Sì. Ecco, facciamo le favole classiche della nostra infanzia, va bene? Iniziamo da Brutanetroccolo. Cosa devo fare? Devi essere leggiadro, devi aprire le tue alette, certo. Bravo. Assumere lo sguardo da uccello sofferente. E quando io ti prendo ti trasformo e ti faccio diventare un cigno. Io non voglio diventare cigno, a me mi sta antipatico, voglio rimanere così come sono. Questa è arte, Catello. Allora facciamo una cosa, mettiamo in scena il pifferaio magico. Questa è facile. Dal caso. Che devo fare? Allora tu, Catello, chi sei tu? Io che sono il pifferaio. No, che cosa sono io? Tu chi sei? Io sono Catello. Bravo. Allora sei un piccolo topolino. Appena io ti vedo, tiro fuori il piffero. Certo. E anche a dirlo. Corro dietro. Ma quale piffero, Al limite io faccio il pifferaio, io lo faccio il pifferaio. No, basta con questo piffero. Forza. Facciamo il Catello. Quando fai così sei insopportabile. Senti, proviamo con una cosa banale ma sempre efficace. Allora, Biancaneve e 7 nani, ok? Io ovviamente devo fare Biancaneve, ok? Tu fai solo uno dei nani. Ma io sono troppo alto per fare il nano. Mica detto. E allora mettiti in ginocchio, Catello. Inginocchiati. Vieni che ti faccio diventare gongolo. Non mi è mai piaciuta Biancaneve. No, tu non sei romantico, Catello, non percepisci il valore delle favole. Facciamo un ultimo tentativo, solo l'ultimo, va bene? E che facciamo? Facciamo i 3 porcellini. Ma scusa, ma siamo in 2. Appunto. Ma noi come porcellini possiamo fare per 3. Lasciami stare, levami quelle mani. Dai, vieni. Grazie, stacchiamo qua. Vieni qua. Dai. Vabbè, dai. Grazie anche agli amici di Maria De Filippi. Che c'è adesso? Chiamiamo chi? No, è di nuovo. Scusa, sono appena arrivato. Che è successo qua? Niente. No, volevamo ricordare una cosa molto importante. Cosa succede il 12 maggio? Esce il CD di Viva Radio 2. E che se noi entrassimo per caso in classifica tra i primi 3, cosa succede? Anche con sta voce? Sì, cosa succederebbe? Che io devo fare il giro dell'isolato, nudo, giacca, cravatta, senza mutande, con un CD davanti e uno di dietro. Ripreso dalle telecamere che io inviterò? Anche Al Jazeera, lo so, l'hai detto. Ecco, anche Al Jazeera è l'occasione. Quindi mi raccomando a voi radioascoltatori, prenotate il CD di Radio 2 dal vostro negozio di dischi di fiducia, andate lì e dire vorrei prenotare perché sarà a numero limitato, perché noi lo facciamo per tutti, noi lo facciamo solo per i radioascoltatori e per il gusto di vedere te girare nudo in via Asiago. Gianluca, ti immagini lui? Con un LP davanti e un sul CD TG1 dietro, meraviglioso. Fantastico. Pronto? Abbiamo qualcuno in linea? Non c'è nessuno in Pronto? linea. Sì, io stavo aspettando Mike Buongiorno, ma non c'è. Ma chi è? Ma non lo so io. Bimbo, stai buono. È Mario Questo Bianchi. è Mario No, Bianchi. io avevo Mike Buongiorno. Oggi Mike mi sa che non c'è, Proviamo a chiamarlo, sentiamo dove si trova. Pronto? Buongiorno signor Mike. Buongiorno, un paio di balle. Ecco. Non è proprio dell'umore. Dove si trova? Ma dove volete che mi trovi? Oggi è festa, La Daniele mi ha portato fuori porta. Ma molto fuori porta. Sì. Come al solito volevo andare in montagna e al mare, allora mi ha detto oggi ti porto in un monte. Non è contento, scusi. Sapete che monte mi ha portato? No. A Monte Carlo. Certo. No. Tra l'altro c'è una puzza che non vi dico. Certo. Immagino. Scivola, stia attento. Non so cosa sia successo oggi. Vabbè.
A Monte Carlo. Mi devo ancora riprendere dallo shopping che ho fatto ieri sera. Ma cosa ha comprato Daniela? Dei vestiti? Fai prima a chiedermi cosa non ha comprato, cioè? Il rossetto. Quello se l'hai portato da casa. Ormai non fa più nemmeno le valigie. Pensa, partiamo e poi lei compra tutto in loco, anche l'appartamento. Ma che sì? Ma non siete in albergo? Figuriamoci se Daniela va in albergo. Per lei un 5 stelle extra lusso è come una pensione bed and breakfast. Amici ascoltatori, altro che 5 stelle, se lei non vede l'orsa maggiore disegnata sull'insegna di un hotel non entra. Vabbè, lei dove si trova adesso? Me ne sto qui sul bagnasciuga del porto con i calzoni arrotolati e i piedi nell'acqua e il fazzoletto in testa, così lei atto, così aspettare Daniela. E Daniela dov'è? È andata a fare un giro in barca. Sullo yacht. Ma quale yacht? È su una porta aerea, amici ascoltatori. Che? Perché? Visto che voleva prendere il sole in topless. Vabbè. Ha noleggiato la Marina Militare di Monte Carlo e mentre lei prende il sole sul ponte della porta aerei, le altre navi da guerra tengono sgombre le acque, cannoneggiando le altre imbarcazioni. Ma siete soli lei e Daniela? No, c'è anche Mario Bianchi, così va a prendermi almeno il caffè. Certo, lo manda lì al bar del porto. Qua una tazzina di caffè costa 25 euro. Allora, scusi? Mario Bianchi prende la macchina e va a prendermi il caffè a 20 miglia, amici ascoltatori. Se quando arriva è freddo lo rimando indietro finché non me ne porta uno caldo. Scusi, adesso dov'è? Chi? Mario Bianchi. A 20 miglia. Ma perché? Si era dimenticato lo zucchero. L'unica nota positiva è che qua non mi conoscono in molti, dunque non mi rompono le balle. Ma lei, monsieur, ma bonjour. Ho parlato troppo presto. Mi sa. Anche qua in terra straniera ci sono dei piccoli schiacciasassi scrotali. Che devo fare? Che mi guastano la vacanza. Che devo fare? Posso fare una foto? Avanti, forza, coraggio. Fai presto che questo sole picchia, forza. Per favore, un po' indietro, che così viene meglio la foto. Devo andare indietro? Ma ci sono gli scogli, dove vuoi che vada? Ancora più indietro, per favore. Perché se continuo ad arretrare finisco in acqua, Aia. Che buffo! Il bambione italiano che caschia dentro il mare. Adesso faccio la foto e la faccio vedere a tutti i miei amici. Mi ha fatto la foto, Aia. Mi ha preso per i fondelli. Mi sa, e mi ha fatto fare pure la foto. Sì. Allora senti, piccolo transalpino molesto, posso farti una foto io adesso? Sì, bambione italiano, tieni la machine per fotografare. Bene, mettiti in posa. Vieni qui. Sorridi. Sì. Attento che scatto. Spero che non sia venuta troppo mossa, Vabbè, qua mi sono rotto, quasi sapete cosa faccio? Vado da Mastrotta, che anche lui è qua in vacanza a Monte Carlo, mentre fa il bagno gli frego il telefonino e mando a Cristiano Malgioglio un SMS con scritto: sei sempre nel mio cuore, ecco qua tuo Giorgio, la mia stanza è la 215. Va bene? Allegria, amici ascoltatori. Grazie, signor Mai. Bene, abbiamo concluso. Abbiamo così concluso. Ci sono gli spostati per caso? No, non ci sono gli spostati. Come no? Ci siete? Certo. Ma siete qui a Roma però? Sì, siamo a Roma, siete però a Milano, che belli vedervi. Oggi vi abbiamo visti. Sì, fuori dal ristorante. Belli, non vi vedevamo da un po'. Da quando siete a Milano siete un po' più gialli però, leggermente. C'è Gianluca Guidi qui. Saluti, ciao Gianluca. Ciao, buongiorno a voi, come state? Bene, come sta andando il musical? Bene, grazie. Adesso andiamo a Trieste dal 5 maggio. Dal 5 maggio? Sì. La sai il 5 maggio tu? No, assolutamente Così, no. No, non lo sai. Lei fu, siccome è mobile. È quella lì? Dato il mortal sospiro lì. Vabbè, fino lì la sanno tutti. Stetta la spoglia immobile, orba di tanto spiro. Bravo. In memore. Ho detto immobile. Perché l'Aspo. Roba da matto. Spoglia immobile. Ragazzi, cosa farete oggi? Non vi collegate con la vostra music fan? No, oggi abbiamo preso un giorno sabbatico, ce ne siamo qui in attesa del 1 maggio, perché poi dalle 16 c'è il concertone del 1 maggio in diretta su Radio 2. Quindi seguite, no? Sì, certo. È una versione ridotta degli spostati, solo un'ora oggi. Peccato. Però so che Marco con Massimo sabato hanno presentato il libro a Venezia, a Casino. A Venezia? Non so se ne avete parlato prima. No. Quindi dovete sapere che Marco Baldini è andato al Casino di Venezia, quindi è come
Dracula che presenta il libro al centro trasfusioni della esatto. È come Califano che va in vacanza in Colombia. Uguale, esatto. Andiamo sul pesante, ragazzi. Tanto non ci sente. Vabbè, però glielo dicono. Però. Speriamo di no. Queste battutacce su questa gente che ha avuto dei vizi terribili. È come Gentile che va in Giamaica. Esatto, bravo. Così 1-1 palla al centro, è giusto. Allora, vogliamo dirla tutta? Sì. Vabbè. No, dai. No, dai, vai, dilla. Gentili, ma tu sei sponsorizzato dalla Rizla? Magari. Controllatelo, polizia, che c'ha sempre addosso qualcosa. È vero, quando viaggiamo insieme gli dico sempre occhio ai cani. Ma lo sai dove si li mette? Nei dreadlock. Perché l'ha presentata a Venezia? Ma ce l'ha chiesto. No, perché tu in italiano hai qualche laguna. Gino e Michele, prendici. E ho portato l'autografo di Teofilo Stevenson. È vero, abbiamo l'autografo originale di Teofilo Stevenson. Sì, certo. Pugile. E poi Marco è stato fermato, guarda, sembra di portare in processione una Madonna, perché ogni 3 passi lo fermavano facendogli complimenti per la trasmissione di Radio 2. No, era ridammi soldi. Viva Radio 2. No, guarda, devo dire che autografi, dediche. Sta andando bene, ci dispiace perché ve l'abbiamo mai comunicata la data di chiusura di Viva Radio 2? Domani, diciamo domani. Ve la comunichiamo? Sì. Allora, Viva Radio 2 chiuderà i battenti per sempre. E mi dispiace. No, che per sempre. Poi saremo pronti a riprenderla a settembre, ok? Deciso a settembre ripartirà. 9 giugno. 9 giugno finisce Via Radio 2, siamo molto tristi, però ci sarà il CD che vi tiene compagnia, che esce il 12 maggio. Poi vacanza? Dove andate? Sì, no, ma poi quest'estate però qualcosa ci sarà, credo. Ci saranno repliche di Via Radio 2 per tutta l'estate, così uno si può risentire i momenti più belli di Via Radio 2. Okay? Poi a settembre tornate, settembre torniamo. Non fate cazzate, No, ragazzi. Non cambiate canale, perché sai che sulle altre radio dicono che vi trasferite. Sì, qualcuno dice che dovremmo andare su Radio DJ, ma è una buttata. Sono giochi così che si fanno. Dipende dal grano. Non potremo mai lasciare la Rai in questo momento. Certo. Mai. Anche perché dipende tutto da certo. Dalla mia pecunia. O ci chiama Radio Maria o niente. Bello, venga anch'io a Radio Maria. Lo so che ti piacerebbe venire a Radio Maria. Caro Fra Spinello. Vabbè. Sempre meglio dell'alcol. Bravo. Sempre meglio dell'altro. Guarda, bravo Fiore, ti ho ascoltato l'altro giorno, che era il giorno in cui si parlava appunto degli incidenti. Se ne era fatto uno in più. Scusate ragazzi, adesso non vorrei chiudere la trasmissione con una nota tristissima, ma per l'ennesima volta si sta riconfermando quello che ho detto l'altro giorno. Purtroppo un altro carabiniere ci ha rimesso la vita. Perché un ubriaco l'ha falciato l'altra volta, quindi purtroppo scrivetelo sulle bottiglie che fa male, riconfermano, se la prendono con le canne, nel frattempo la gente beve tranquillamente, nessuno gli dice niente e poi succede quello che è successo. Ci dispiace molto, adesso c'è il nuovo governo, vediamo che succede, no? Io voglio vedere se arrestano uno che c'ha una bottiglia dietro che c'è uno spinello ti bevono, tra l'altro, se c'è una bottiglia non so se avete letto i giornali, ma i 2 ragazzi morti, vi ricordate i fidanzati che erano in motocicletta investiti da 2 ubriachi, quei signori lì ubriachi sono già fuori. Sono già fuori, perché poi dopo che gli avvocati sono pure bravi, le trovano tutti gli scamotaggi per far uscire chiunque, quindi questo ci dispiace molto. E però prendiamone atto, che dobbiamo fare? È così. Ubriachiamoci tranquillamente. Anzi, tanto... ora finisce il programma, io mi prendo una bella bottiglia di whisky, tanto è legale, nessuno mi può dire niente, mi metto fuori. E vai sul raccordo. Se mi beccassero con una canna d'erba, sarei arrestato immediatamente. E ripetiamo, con la canna d'erba non ha ucciso. Non è mai perlomeno non si è mai letto. Noi però diciamo di base che è meglio non fare nulla. Bisogna dirlo questo, perché se uno non fuma e non beve è sempre meglio per la salute, però senza però due palle, che vita sarebbe, però se proprio dobbiamo dobbiamo essere così, o vietiamo tutto, allora è vero, non facciamo preferenze. Invece noi diciamo per fare del bene ai ragazzi che l'alcol fa male, ma veramente, perché a parte a voi e agli altri, annebbiarti la mente ti rovina il fegato, il fegato poi lì va via. E soprattutto ai ragazzini diciamo questa cosa qua della droga sintetica, perché sembra ti danno una pillolina in discoteca, tu non te ne rendi neanche conto, perché succede anche
che all'insaputa vengono buttate le pillolette nel bicchiere, nel drink, che uno lascia il drink, certo. magari si gira un attimo, dice facciamo lo stesso, gli mettono un'estasi nel bicchiere, quello va fuori di testa magari a sua insaputa, poi becchi magari il ragazzo che ha dei problemi di cuore o magari è diabetico e si scopre che magari muore così, per uno scherzo. Quindi idiota. se dovete bere, bevete direttamente nella bottiglia stappata, voi stappate la bottiglia così siete sicuri o portatevi dietro il drink sempre, no? Sì, mollate certo, in giro, ragazzi, lo so, però che consigli, visto che abbiamo finito così, lo sapevo io che finivamo con una nota di tristezza. A te posso dirti, portati dietro la canna, è superfluo, no? Che tanto vabbè, ma adesso c'è Prodi al governo che cambia tutto. Come no? Adesso c'è Prodi, c'è Luxuria, dai, adesso c'è Bertinotti, c'è Bertinotti, Marini, perché secondo voi Bertinotti nel portaocchiali secondo me c'ha un battuto d'erba, qualche cartina, senti lui un battuto perché proprio usa termini tecnici, controllatelo, è vero, i cervelli, no, signori, da domani e siamo poi, tra l'altro, in onda da Regina Celli, tra l'altro non so, adesso non la voglio dire, ma l'elezione che abbiamo visto è venuta dopo 3 fumate, è vero. Hai ragione, e qui chiudiamo, ciao.